Con 14.000 migranti già tratti in salvo e ora in viaggio verso le coste italiane, anche a Padova si ipotizza che possano arrivare nuovi stranieri. Ciò significa che un'ottantina sarebbero destinati in città, ma al di là della conferma di queste cifre, sul tema dell'immigrazione i padovani vogliono sapere il pensiero del nuovo sindaco. Se si trovassero un lavoro e imparassero l'italiano, cioè uno può vivere dove vuole. Aiutarli ok, però ci dovrebbe essere una regolamentazione un po' più precisa. Cioè non che arrivano qua e sono praticamente abbandonati a se stessi. Logico per la gente fare un confronto tra l'amministrazione Bitonci e quello che sarà l'atteggiamento della nuova giunta. La politica dell'accoglienza, secondo alcuni padovani, è da rivedere. Finora non è servita a niente, quindi non so cosa ne potremo trarre ancora. Non possono pretendere di venire qua, non parlare la nostra lingua, frequentare gli ospedali, frequentare i negozi, cioè tu puoi vivere dove vuoi, però se vieni qua devi imparare. Dal nuovo sindaco Sergio Giordani i padovani si attendono molto, non manca chi è scettico. Adesso che è cambiato il sindaco ho paura che a Padova ne arrivino di più. Paura di sì, ho paura di sì.